ringrazio ovviamente il governo degli Stati Uniti per questo rapporto, magari averli sempre questi rapporti. Allora, Vinitali come sta andando, Presidente? Cosa le dicono i viticoltori e i produttori? Ma in Vinitali va alla grande, cresciamo anche quest'anno, si dice un 10-12%, abbiamo un comparto che cresce bene, più 5% del fatturato, sono quasi 9 miliardi di euro nazionali e sono 10 milioni di ettolitri del Veneto, che è la prima regione d'Italia. Direi che se buongiorno si vede dal mattino, questo è assolutamente un bel giorno. Presidente, ha appena ricevuto Nichi Vendola qui nello stand del Veneto e lei stesso ha auspicato per il Sud una macroregione. Ma io spero che magari si decida, lui ha detto che è un terrone irriducibile e io spero che lui si decida di far partire anche una macro regione al sud, perché il confronto su Roma deve essere un confronto tra titani, costringendo Roma a fare quello che serve ai territori. Ad esempio sul patto di stabilità il Veneto ha gli stessi problemi che la Puglia, bisogna allentare il patto di stabilità. Ma noi abbiamo 1 miliardo e 300 milioni di euro oggi bloccati dal patto di stabilità, potremmo dar vita a un vero e proprio rinascimento dell'economia del Veneto. Il patto di stabilità ci blocca queste risorse, quindi il decreto che è stato fatto per noi non serve nulla, non serve per noi, non serve per la Puglia, non serve per la Lombardia, non serve per le regioni. Sente il governo? Ma guardi, queste cose le dovete chiedere al nostro segretario, che è titolato per fare e per decidere, che è Roberto Maroni. Io dico che da cittadino e soprattutto da governatore del Veneto, noi veneti vogliamo che comunque si faccia un governo. Noi abbiamo bisogno di un governo con il quale confrontarci, abbiamo bisogno di un governo che risolva i nostri problemi. Quindi io spero che si faccia un governo. Se arriva Matteo Renzi, questo potrebbe essere anche un simbolo d'apertura? Ma guardi, questo non lo so se viene a visitare Vinitali, se viene a fare altre cose. E io so che in Italia si dice che la sinistra ha vinto le elezioni, dimostri di avere anche quella responsabilità per far sì che nasca un governo.